me. Trovate un accordo fra di voi e trovatelo in pace. Vi do la pipperia! E se vi sembra poco vi daremo anche la Valle dei Templi. Noi vogliamo la nostra terra. Alla conferma del superamento del quorum è stata festa grande con un corteo di auto strompazzanti tipo una finale di campionato di calcio. D'altronde loro, i cittadini di Favara Ovest, ieri il loro scudetto lo hanno meritatamente vinto con una vittoria del sì al referendum per la rideterminazione dei confini di Favara Ovest, Agrigento e Aragona. Per la UIL provinciale questo è un momento importantissimo per i cittadini di Favara Ovest, che dopo più di 25 anni hanno avuto la possibilità finalmente di avere dei diritti finora negati, come il diritto di cittadinanza che vede ora i cittadini di Favara Ovest residenti a Favara, grazie proprio al referendum che fa chiarezza e rende giustizia agli interessati che d'ora in avanti avranno come interlocutore il solo comune di Favara, che dovrà garantire i servizi essenziali, così come dovrà fare il comune di Aragona per i propri cittadini. Finalmente, come la stessa UIL ribadisce, siamo di fronte ad una pagina nuova che aiuta il rapporto con le istituzioni e dà forza al referendum che si conferma strumento assoluto di democrazia.